Anno dopo anno le proposte del Liceo Berto continuano a svilupparsi. Per prima arrivò la sperimentazione dell'indirizzo socio-psicopedagogico, poi il liceo classico, una breve parentesi del liceo sportivo e ora tocca le lingue. Sfruttando la riorganizzazione dell'istruzione superiore della riforma Gelmini, la preside Carla Iorio e il corpo docente hanno così portato a casa il quarto indirizzo di studio, un vero e proprio poker d'assi. Che serva appunto ai ragazzi di Mogliano per evitare magari disagi nello spostamento e serva anche ad arricchire la nostra comunità del territorio proprio con esperienze con altri paesi stranieri. Sappiamo tutti che la conoscenza minimo di 2 lingue straniere oggi è indispensabile in qualsiasi curriculum scolastico e quindi siamo pronti a impegnarci con tutto il corpo docente, il personale ATA in questo nuovo percorso. Noi abbiamo previsto 3 lingue, la prima lingua sarà l'inglese, la seconda il francese e la terza lingua, adesso vediamo un po' quelle che sono le esigenze del territorio, tra il tedesco e lo spagnolo. Del resto il Berto è una delle più importanti istituzioni del territorio, capace di servire un bacino davvero ampio con numeri che fanno concorrenza anche alla Stori. Il polo liceale statale conta 850 ragazzi, di cui il 40% arriva da Mogliano, il resto dai comuni limitrofi: Scorzè, Marcon, Preganziol, Casale sul Sile, Zero Branco, Treviso e Mestre. Purtroppo, oltre alle belle notizie, arrivano anche le stangate. L'istituto è infatti a corto di fondi a causa dei continui tagli, che mettono a rischio anche i corsi di recupero. Ci sono sicuramente delle difficoltà perché non abbiamo ricevuto finanziamenti specifici per i corsi di recupero che invece la normativa, già dalla normativa di 2 anni fa, impone alle scuole di organizzare sia dopo il primo quadrimestre e soprattutto a giugno, a chiusura dell'anno scolastico, i ragazzi che riportano debiti devono frequentare dei corsi di recupero, ma senza fondi siamo veramente in grande difficoltà e dovremo chiedere ai genitori di pagarli questi corsi perché risorse proprio non ce ne sono e capiamo anche le difficoltà, comprendiamo le difficoltà dei genitori in un momento di crisi, in un momento di difficoltà.